Assessore Santoro, per il terzo anno consecutivo la Regione aggiorna il preziario dell'edilizia. Sì, è un'operazione molto importante che facciamo annualmente, al contrario del passato, proprio perché l'edilizia è in continua evoluzione, non solo con nuovi prodotti, nuovi procedimenti e nuove tecnologie, ma anche perché il mercato dell'edilizia è un mercato in continua evoluzione. Per questo motivo abbiamo istituito un tavolo tecnico allargato anche alle associazioni di categoria e quindi ai tecnici, anche impiantistici e esperti in edilizia, proprio per tenere monitorato l'andamento dei prezzi. In questa versione poi è stato introdotto anche il valore della manodopera in percentuale, che è un elemento importante per la determinazione appunto dell'analisi dei prezzi stessi, ma senza entrare troppo nel dettaglio tecnico è un'operazione molto importante perché dà i termini di riferimento per le gare, dà i termini di riferimento per il corretto pagamento delle prestazioni, soprattutto nelle opere pubbliche, quindi diventa uno strumento di riferimento importante per tutte le stazioni appaltanti.